Una vasta frana si è staccata dal Cordevole tra il Tornero e il Sas di San Martin. Grossi massi sono caduti su quella che un tempo era la Gordina. La zona è fortunatamente disabitata. Prima discussione sul caso Prosek all'Europarlamento. Tuona Zaia all'Europa, chiude in fretta e rigetti le richieste croate. Ciò che sta accadendo è scandaloso. Approvato l'emendamento per l'istituzione di un tavolo che risolva il problema delle nuove frequenze. Zaia è riconosciuta a pari dignità tra TV locali e nazionali. Soddisfazione anche da parte di Martella. Le procedure di espulsione all'interno della Lega dopo le polemiche e dopo le parole di Zaia, la replica di Pettenà: scriverò le mie motivazioni al partito. Paura e danni in pieno centro ad Asiago per un incendio scoppiato nella notte. Gravemente danneggiati 4 appartamenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Mega evasione fiscale di aziende cinesi dell'abbigliamento di Venezia e Padova, scoperta dalla finanza, coinvolte anche ditte operanti fuori dal Veneto. Paura a Roncade nel Trevigiano, ladro ruba una borsa da un'auto in sosta, nella fuga in macchina rischia di travolgere i bimbi che escono dall'asilo, lo sfogo del papà che ha inseguito la vettura del malvivente. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca ci porta subito in apertura di questa edizione regionale in Agordino per una frana che si è staccata dal Cordevole, ma ci racconta tutto Fabio Fioravanzi. Casa cantoniera alle mie spalle, sfiorata da massi giganteschi, e la strada appena rifatta che doveva essere un futuro turistico ormai praticamente non c'è più. Ennesima frana questa mattina, questa volta si è verificata sulla destra del Cordevole tra il Tornero e il Sas di San Martin, su quella che era un tempo la Gordina. La notizia è rimbalzata da un capo all'altro della valle. Ecco infatti la telefonata di Roberto Chissalè, sindaco di Agordo, al suo omologo di Sovramonte Agordino, nel cui territorio la frana è avvenuta. Ma adesso mi sta una frana spaventosa perché l'ho vista dal Ponte del Cristo, sì, e dopo anche dall'osteria là, sì, dei Gianelli. Allora ho chiamato subito in ufficio, voi guardate che lei così, dopo mi chiama il Mirko Radio più e mi fa sono qua sul posto e mi dite e guarda che sono io che fa riprese, lei ma continua a venire a scappare. Ecco, mi te dirò, me lo diceva il nostro tecnico Luigi che appunto chiamava i carabinieri di Belluno per dirne sto tanto, perché pensi che la strada fosse comunale, una strada provinciale gestita da Veneto Strade, no? La strada era stata recentemente riasfaltata per essere utilizzata in caso di lavori nella Galleria dei Castei e poi per il cicloturismo, ma era stata chiusa da Veneto Strade anche perché in ragione del dissesto conseguente a Vaia non erano state completate tutte le verifiche tecniche ispettive. Quella odierna ha travolto un pinnacolo che vediamo in una foto del gruppo CAI di Feltre. Ora è rimasta solo una parete piatta al di sopra di un cumulo di rocce di ogni grandezza che probabilmente continueranno a muoversi per molto tempo. Il problema adesso vediamo cosa decidono di fare, però le condizioni che mi avete fatto vedere, i filmati, mi sembra un po' dura insomma adesso, perciò dovremmo anche ripensare anche a questo problema che è minimale, perché lì se passava qualcuno in questi giorni era un massacro, no? Il luogo era già stato oggetto di cronaca, visto che più o meno nello stesso punto, nel 1978, 3 persone vennero travolte da una valanga e vi persero la vita, e che qualche anno fa un camion era stato colpito da un masso. Difficile immaginare cosa se ne farà in futuro. Questa ciclabile è importante perché ormai da anni tutti i comuni dell'Agordino puntano di creare queste opportunità. Il problema è che sicuramente dovremmo guardare a alternative, insomma, le alternative ci sono anche per la verità, però magari sono più costose purtroppo. E veniamo a un fronte caldissimo, quello del caso Prosek, approdato oggi all'Europarlamento in seduta plenaria a Strasburgo. 12 le opposizioni formalizzate finora alla Commissione europea, cui spetterà comunque l'ultima parola. Appello di Zaia: si chiuda questa vicenda scandalosa il prima possibile. Abbiamo semplicemente chiesto che prevalga il buonsenso, perché è chiaro che questa richiesta
vuole sfruttare l'immagine del Prosecco vero, quello italiano, per un vino del tutto marginale in Croazia. È emerso una linea comune dell'Italia nella difesa del nome Prosecco e delle identità italiane. Dopo mesi di polemiche infuocate sui media e nelle commissioni competenti, il caso Prosek è sbarcato all'Europarlamento di Strasburgo in seduta plenaria, forse l'ultimo passaggio istituzionale prima della pronuncia definitiva da parte della Commissione. Adesso passerà nella Commissione europea, ovvero quella presieduta dalla von der Leyen, che tra qualche mese deciderà se accogliere o non accogliere la domanda che i croati hanno presentato. Commissione che per il momento non scioglie le riserve che per bocca della commissaria all'uguaglianza Elena Dalli, in sostituzione della collega all'agricoltura, ha comunicato che sono 12 le opposizioni arrivate all'istanza di riconoscimento del vino dolce croato, che a loro volta saranno girate alla Croazia, così come le risposte di quest'ultima verranno inoltrate all'Italia. Una vicenda scandalosa da chiudere subito, tuona da Venezia Luca Zaia, forte del sostegno di un fronte trasversale a partire dal Friuli Venezia Giulia. Tra i tanti motivi di un secco no al Prosek, aggiunge Zaia, c'è una riserva del nome con un decreto del 2009 che firmai quando ero ministro, riconosciuto dall'Europa, e c'è il pronunciamento dell'UNESCO che nel 2019 ha dichiarato patrimonio dell'umanità le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Ad appoggiare l'Italia diversi paesi europei, a cominciare dalla Francia, quella che accanto al nostro paese rischia di più, afferma lo stesso Gian Antonio Darè, porta un esempio concreto, Dorfman. Immaginiamo la richiesta di un nome champagnacco, portolese o una cosa del genere. Quindi si sono ben resi conto le grandi denominazioni che questa volta è capitato al Prosecco, però potrebbe capitare domani alla Mosella, al Champagne, al Bordeaux, a chiunque in Europa. Nuovo importante passo in avanti in vista della nuova televisione digitale. Oggi nel decreto mille proroghe si è riconosciuta l'equiparazione in termini di ricezione del segnale tra TV locali e TV nazionali. Si dice soddisfatto il presidente Zaia. Non ci si può dimenticare di chi negli anni ha investito offrendo quotidianamente informazione puntuale a milioni di veneti, gli stessi che hanno scelto come primo mezzo la televisione per informarsi soprattutto durante i mesi della pandemia. Si dice soddisfatto il presidente del Veneto Luca Zaia commentando l'ok della Commissione Bilancio alla Camera del decreto mille proroghe, con cui si chiedeva di garantire un'equivalente ricevibilità dei programmi locali rispetto ai programmi trasmessi dalle reti nazionali, e questo in vista dello switch off previsto nelle prossime settimane, che rischia di tagliare fuori intere porzioni del Veneto dalla ricezione delle emittenti locali. Circa 1 milione i telespettatori veneti coinvolti, una vera e propria discriminazione tra emittenti locali e nazionali, ha sempre sottolineato Zaia. Con l'emendamento approvato in queste ore presso il Ministero dello Sviluppo Economico sarà istituito un tavolo tecnico permanente al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti. In concreto, ora il Mise, sentita l'Agicom, potrà avviare un'istruttoria sui concreti progetti di rete degli operatori assegnatari. Il passaggio alle nuove frequenze del Veneto e quindi la risintonizzazione dei canali dovrebbe iniziare il prossimo 24 febbraio nell'area bellunese e concludersi il 10 marzo con il completamento dell'area in pianura. 2 le priorità per Zaia in questa delicatissima fase: salvaguardare i diritti costituzionali del lavoro e il pluralismo di informazione. Battaglia bipartisan, soddisfazione anche da parte del Partito Democratico del Veneto. Questa notte è stato approvato il decreto mille proroghe, un emendamento proposto dal Partito Democratico che poi ha avuto il sostegno di tutte le forze politiche, volto a trovare una soluzione affinché il passaggio digitale non penalizzi le TV locali. Mi pare un emendamento molto giusto che continueremo a seguire nei prossimi giorni. Tutti i gruppi parlamentari hanno accolto e votato l'emendamento al decreto mille proroghe presentato dal Partito Democratico per salvaguardare le televisioni locali, che, spiega il segretario veneto del PD Martella, non possono essere penalizzate dal passaggio al digitale. Verrà istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con l'Agicom, un tavolo tecnico che avrà il compito di studiare le procedure e gli aspetti tecnici affinché le TV locali, con il cosiddetto switch off, non abbiano una penalizzazione e possano essere viste da tutti quanti i veneti. È una scelta
credo molto importante. Il legislatore, cioè il Parlamento, ha fatto la propria parte, adesso il Ministero deve proseguire per realizzare fino in fondo l'obiettivo. La palla passa dunque nelle mani del Ministero, che avrà la possibilità di rivedere il progetto di rete degli operatori assegnatari. Credo abbiamo fatto bene perché le TV locali sono molto importanti per il servizio che forniscono ai cittadini veneti e lo sono anche per il pluralismo dell'informazione, che per quanto mi riguarda è un caposaldo della nostra democrazia, che va sempre tutelato, così come va tutelato anche il lavoro di migliaia di operatori, giornalisti, persone che vivono nel mondo delle TV locali e che devono poter continuare a farlo lavorando seriamente come fanno. Dopo le parole di ieri pronunciate dal governatore Zaia è diventato un vero e proprio caso politico. Parliamo della procedura di espulsione avviata dalla Lega nei confronti di Fulvio Pettenà. Zaia, un generale, conosce i suoi uomini, scriverò le mie motivazioni al partito, ma non saranno delle scuse, dice Pettenà ai nostri microfoni. Sicuramente non è una caratteristica del governatore quella di citare nomi di persone, sicuramente raccolgo l'appello e farò qualche riga così, qualche riga, perché non è che abbia commesso chissà quale infamia. Non sarà una lettera di scuse, piuttosto di chiarimento, quella che lo storico militante della Lega trevigiana Fulvio Pettenà scriverà ai vertici di Via Bellerio, cercando di bloccare la procedura di espulsione che pende sulla sua testa dopo aver criticato apertamente l'operato del segretario Salvini. Sembra quindi funzionare il tentativo di mediazione di Zaia, mossa inedita nei toni e nei contenuti, fatta nel corso dell'ultima conferenza stampa di Marghera, un intervento giunto nel pieno del caos espulsioni. Pettenà, per dire la storia della Lega, cioè la Lega sta a Pettenà come Pettenà sta alla Lega. Parole che hanno commosso e smosso lo stesso Pettenà, che dice di non aver sentito direttamente il governatore, perlomeno in queste ore convulse. L'ho sentito per la vostra trasmissione ieri sera e più tanti amici che mi hanno mandato sul telefonino la sua intervista di ieri, la presa di posizione, quindi come ripeto Zaia l'ho apprezzato, lo apprezziamo tutti in Veneto e guai a chi tocca Zaia. Pettenà conferma gli umori della base e la necessità di una nuova stagione congressuale. La forma, per lo storico volto della Lega, non deve prevalere sulla sostanza. Nella lettera ci sarà spazio anche per questo. Evidenzierò che i toni sono stati un po' energici, ma non ho offeso nessuno. Se l'unico magari riferimento a quello di aver detto a Salvini magari inizia a lavorare, è il secondo articolo della nostra Costituzione, una Repubblica fondata sul lavoro, quindi per me è un onore lavorare, non so per gli altri se la son presa per questo tono o se per qualche altra parola, ma non certo era quello che volevo io evidenziare. La mia presa di posizione è stata e sarà sempre per il bene del movimento. Il caso politico è comunque servito. Chiaro che un'eventuale espulsione di Pettenà dopo lo sbilanciamento di Zaia potrebbe provocare la tempesta perfetta in casa Lega. Getta acqua sul fuoco il commissario provinciale Boff, per il quale la stagione congressuale è imminente. Condivido con il governatore il fatto che comunque, e l'avevo già detto anche la settimana scorsa, che il momento è un momento molto caldo, proprio perché veniamo da 2 anni di pandemia. I problemi non ci sono solo in Lega, sono ovunque, proprio perché la base giustamente vuole tornare ad esprimersi. La cronaca ci porta sull'altopiano di Asiago per un violento incendio scoppiato nella notte. Paura e danni in pieno centro storico ad Asiago, dove sono andati a fuoco i tetti di 2 palazzine di via Brigata Liguria. L'incendio è divampato nella serata di mercoledì a poche decine di metri dal municipio, aggredendo subito il tetto di un edificio di 3 piani ed estendendosi in pochi minuti anche alla copertura di un palazzo vicino. Una mansarda è stata completamente distrutta dalle fiamme, un'altra è stata invece gravemente danneggiata. Interessati anche 4 appartamenti che hanno subito danni di vario genere. Per fortuna nessuno è rimasto ferito nel rogo, che ha interessato appartamenti e alloggi utilizzati come case per vacanze e seconde case, che quindi al momento non erano abitati. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Asiago, coadiuvati dai pompieri di Schio, Bassano, Vicenza e Thiene, con 4 autopompe, altrettante autobotti, 2 autoscale e 28 operatori.
Le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte e per parte della giornata, ma la tempestività dell'intervento ha permesso alle squadre di circoscrivere l'incendio al tetto delle palazzine coinvolte. È stato così evitato il coinvolgimento di altri edifici nelle vicinanze. Le cause del rogo, che secondo le prime informazioni potrebbe essere stato innescato da una canna fumaria, sono ancora al vaglio da parte dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Mega evasione fiscale di aziende cinesi dell'abbigliamento di Venezia e Padova scoperta dalla Finanza. 22 milioni di tasse non pagate da un gruppo di aziende cinesi di mezza Italia, il cui giro di incassi e uscite era in mano a un connazionale residente nel veneziano. La Guardia di Finanza di Venezia, su disposizione della Procura della Repubblica, ha perciò sequestrato conti bancari, contanti, quote societarie, immobili e automobili di proprietà di diverse realtà del settore dell'abbigliamento, tra imprese e singoli, con sedi a Venezia e Padova e in altre 5 regioni italiane: Friuli, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Tutti erano coinvolti a vario titolo in un meccanismo di evasione fiscale ai danni dell'erario italiano, con redditi non dichiarati dalle imprese per 50 milioni di euro totali tra il 2013 e il 2019, IVA e imposte dirette evase per appunto 22 milioni. 20 le perquisizioni della Finanza, non solo nelle sedi delle aziende e nelle abitazioni dei titolari, ma anche in studi di commercialisti. Furti in aumento in tutta la Marca. Biancade, nel comune di Roncade, un papà, pensate, ha rincorso dei malviventi all'uscita dell'asilo frequentato dalla figlia. Rabbia, molta rabbia, gli ho urlato anche parole che magari non vanno dette davanti ai bambini, ma non ragioni in quei minuti. È tanta la rabbia di questo papà che lo scorso martedì pomeriggio ha dovuto rincorrere dei malviventi, i quali avevano rubato una borsa della palestra all'interno della macchina della compagna parcheggiata all'uscita dell'asilo frequentato dalla figlia di 4 anni a Biancade. Io inizialmente pensavo fosse la mia compagna, poi quando è sceso ho visto che si è messa a correre, ho visto che non era lei, è montata questa signora in una punto grigia dove c'era, presumo, il suo compagno. Io gli sono corso dietro a piedi, loro hanno saltato praticamente il divisore della strada e io sono riuscito ad arrivare fino allo specchietto loro, ma poi mi hanno seminato. Momenti difficili e situazioni che possono mettere alla prova i genitori e non rimane altro che agire distinto. Diciamo che all'inizio io non avevo ben capito la situazione, quando ho visto che si è messa a correre ho realizzato che... e ho visto che aveva in mano la sacca della bambina e ho capito cosa stava succedendo. Un luogo preso di mira e studiato da diversi giorni dai delinquenti, che però si trova in un punto morto perché sprovvisto di telecamere di sicurezza. Ma quello che maggiormente preoccupa e allarma i genitori è che nel momento della fuga in macchina i malviventi avrebbero potuto travolgere qualche bambino all'uscita dell'asilo. E bisogna evitare questi punti ciechi, almeno questi punti dove non prendono le telecamere, almeno nelle zone dove c'è gente che aspetta bambini fuori da scuola. Ma fatti di questo genere non sono una novità all'Istituto Nobile Morosini. Che è successo altre volte per il passato, che i genitori magari in maniera frettolosa lasciano le borse in macchina per accedere a prendere i bambini e purtroppo c'è dei malintenzionati. E anche il sindaco è voluto intervenire in merito. Non è assolutamente giusto che ai ragazzi venga tolto quanto è loro, neanche agli adulti chiaramente, però farlo con i bambini è ancora più squallido. Siamo in grado di collegarci adesso con il nostro Lucio Zanato che si trova nel cuore del delta del Po. Lucio, buonasera. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antena 3, mi trovo a Loreo. Luogo all'interno del Delta del Po, sono con il sindaco di Loreo ma anche presidente del parco del Delta del Po Veneto. Certo. Perché oggi c'è stata una visita importante in questa zona. Il tema è quello della subsidenza, ovvero dell'abbassamento del terreno se ci fossero ulteriori captazioni, cioè ulteriore cattura di metano. Qui c'è stato tanto metano portato via dagli anni 40 fino agli anni 60.
Queste sono zone che vivono costantemente sotto il livello del mare. Sindaco, le vostre comunità sono sempre preoccupate per quanto riguarda il mare e soprattutto per quanto riguarda la cattura del metano? Assolutamente sì, buonasera, perché abbiamo visto che dal passato ad oggi purtroppo abbiamo vissuto l'esperienza negativa della subsidenza, che è un abbassamento del terreno, del suolo in vasta area. Voi sapete che il Parco Delta del Po riconduce 9 comuni, le aree di 9 comuni, di cui l'80% di questi 9 comuni sotto 2 metri, 2 metri e mezzo sotto il livello del medio mare. Quindi un grande lavoro dell'uomo, un grande lavoro della bonifica sotto il punto di vista di portare fuori l'acqua quando si alza con le piogge e quant'altro, quindi costi sociali, costi economici per le aziende agricole e non solo. Il tempo ci ha insegnato e ci ha fatto capire che tutto questo è negativo. Oggi il tavolo con il senatore Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura, ha visitato le nostre aree, ha visitato le nostre valli, ha visitato tutto quello che è il delta estremo per capire, per portare anche a Roma le nostre istanze, per capire che tutto questo è deleterio sotto il punto di vista anche di ripresa della rigassificazione e quindi della asportazione dal sottosuolo del metano. Perché dico questo? Perché oggi più che mai il tema che ci riconduce un po' a tutti è quello dell'aumento del costo energia, sia dell'energia che dal costo del metano, e quindi ci verrebbe, o qualcuno verrebbe, come posso dire, spontaneo, far sì che riapriamo i pozzi del metano in Alto Adriatico e quindi abbassare il suolo del delta del Po. Io vorrei, con tutti i crismi del caso, invitare il ministro Cingolani a visitare le nostre zone per rendersi conto di persona cosa vuol dire un abbassamento del suolo in così vasta area, quali costi sociali in futuro, visto che abbiamo un decorso del passato che è stato molto tangibile sotto il punto di vista di costi sociali, di costi economici ricaduti sulle popolazioni. Ma non solo dalla alluvione, ma anche dopo, perché il terreno ha continuato ad abbassarsi. Ecco, grazie al sindaco, grazie al presidente del Delta, proprio perché capiate anche voi cosa è successo. Adesso vediamo il servizio con le immagini di un luogo che adesso non c'è più, di un paese che adesso non c'è più, all'Isola della Batteria, e poi linea allo studio. Immagini che raccontano da sole cos'è significata l'estrazione del metano in Polesine. Siamo a Pila, lembo estremo del Po verso l'Adriatico, e qui c'era fino agli anni 60 del Novecento un'isola felice e abitata. Qui si coltivava riso e durante il primo conflitto c'erano state predisposte anche delle piattaforme per cannoni che l'avevano battezzata l'Isola della Batteria. Oggi è mare, così potrebbe diventare gran parte del Polesine se si torna a estrarre metano. E qui sono venuti i senatori della Commissione Agricoltura per vedere con i propri occhi le devastazioni delle estrazioni. Vale la pena estrarre il metano qua? No. Io lo estrarrei dove c'è oltre i 12 miglia della costa, ma ben oltre, perché sono acque internazionali, fra noi e la Croazia ce n'è insomma 50 miglia, io andrei un bel po' più in là. Con loro sindaci, presidenti, direttori di consorzi di bonifica e rappresentanti degli agricoltori, costantemente in bilico tra inondazioni e cuneo salino rientrante con la siccità. Un percorso che è proseguito per Caldolfin, dove l'immensità del lavoro di una delle tante idrovore è nel diverso livello tra terreni dentro gli argini e acqua da e verso il mare. Oltre 4 metri di dislivello che raccontano da soli cosa accadrebbe qui se il terreno sprofondasse ancora, conseguenza inevitabile delle intenzioni del ministro Cingolani, appoggiate apertamente anche da categorie del territorio come Confindustria Veneto. Chiaro quindi il messaggio che i senatori porteranno a Roma. In Italia ci sono altri giacimenti di metano in zone che non così delicate dal punto di vista ambientale. Credo che le soluzioni sicuramente si trovano subito, fin da subito, però sicuramente la soluzione per il problema energetico italiano non è sicuramente in Polesine. Pubblicità, a fra poco. Ritorniamo in diretta per fare il punto della pandemia con l'immunologa Antonella Viola. Arriva.
I contagi in continuo calo ci fanno guardare con ottimismo ai prossimi mesi, parola dell'immunologa Antonella Viola. Omicron proprio aveva queste caratteristiche, essendo così contagiosa, di dare un picco molto rapido e poi anche una discesa molto rapida. Questo non vuol dire, come qualcuno sta dicendo, che siamo già in una fase, no, di convivenza, una fase in cui il virus non ci creerà più problemi. Dobbiamo sorvegliare ancora quello che sta accadendo, perché non sappiamo se ci saranno altre sorprese in futuro, però sicuramente ora è il momento di alleggerire le restrizioni gradualmente, perché aprire tutto subito potrebbe essere pericoloso, potrebbe far risalire, no, il numero di contagi. Tuttavia dalla pandemia non siamo ancora usciti. Secondo la professoressa Viola bisogna procedere con gradualità nelle riaperture. Giusto eliminare il Green Pass nei luoghi all'aperto a partire da marzo, ma il Super Green Pass deve essere ancora mantenuto in certe situazioni. Ci sono poi altre situazioni, tipo il trasporto pubblico, tipo i treni, no, a lunga percorrenza, i luoghi di lavoro, così, dove invece è bene aspettare un attimo e sorvegliare, no? Guardare l'effetto delle riaperture, degli allentamenti e delle restrizioni, se portano un incremento di casi. Se non lo portano, allora poi si procederà spediti verso tutti gli altri passaggi. Si attendono le disposizioni di AIFA su un'eventuale quarta dose. Io sono assolutamente favorevole a una quarta dose per i fragili, per le persone quindi che hanno un sistema immunitario debole, che non riescono a montare una risposta immunitaria forte. Sul resto della popolazione secondo me è troppo presto per trarre delle conclusioni, dovremo aspettare appunto di vedere l'evoluzione del virus, vedere se effettivamente diventa una specie di influenza per la maggior parte dei vaccinati. Probabilmente una quarta dose non sarà necessaria, saranno necessari magari dei richiami una volta ogni tanto, come facciamo per l'influenza. Ma per la professoressa Viola è importante e fondamentale, per affrontare con meno paura il prossimo autunno e possibili nuove varianti, sarà trovare una risposta al vaccino per i bambini sotto i 5 anni, che al momento sono la fascia di popolazione più esposta al virus. L'FDA ha deciso di sospendere il giudizio e di aspettare nuovi dati, per cui la speranza di avere il vaccino per aprile è crollata, quindi se andrà tutto bene lo avremo dopo l'estate probabilmente. Quindi questo va da tenere presente, cioè noi abbiamo ancora una fascia della popolazione che non possiamo proteggere in nessun modo. In ultima battuta vi ricordo che questa sera a partire dalle 21:15 torna su Antenna 3 la Zanzega, prima tappa sulle colline del Prosecco Patrimonio UNESCO. È tutto, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in ulteriore aumento. Anche la giornata di venerdì 18 febbraio sarà caratterizzata dal bel tempo e da un clima quasi primaverile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino avremo nubi basse, qualche nebbia in pianura, ma in diradamento con il passare delle ore. Prevarrà comunque il sole con un cielo sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature in lieve aumento, clima molto mite per il periodo. Minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra gli 11 e i 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo qualche addensamento, ma insomma senza ulteriori conseguenze, col passare delle ore più sole dappertutto. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 12 e i 14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Ci attende anche qui una splendida giornata soleggiata, come vediamo, senza piogge e con cielo sereno o velato. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime infine sui 15 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.